Vai. Allora, parto da voi due mentre Paolo è... No, ma io sono poi multitasking. se allora vuoi. no, avevo una domanda... Allora, fai pure a loro, Ok, allora, no. Quanto è stato difficile non giudicare i vostri personaggi e che giudizio date, visto che sono due miserabili nel senso più buono del termine, però. Ma come che Prego, dici? prego, prego. Ma nel mio Alla caso, Victor Hugo, esatto, insomma. esatto. Ma nel mio caso è stato, diciamo, mi appiglio a quella che secondo me è la caratteristica più tenera del personaggio di Sabrina Mazzalupi, che è proprio l'assenza di giudizio. Quindi lei pratica nella vita l'assenza di giudizio, questa cosa le permette di essere un personaggio, come si autodefinisce, all inclusive, no? In qualche maniera. E quindi il mio personale giudizio è proprio l'idea di questa sua fragilità così esposta, che la porta però probabilmente ad essere più lungimirante, lucida e fiduciosa nel prossimo, quindi in lotta, combattiva e anche disperata e infelice, in una specie di reiterazione di un destino, no? Che passa attraverso le generazioni all'interno dei nuclei familiari e profondamente bisognosa di conferme affettive. Chi di noi non lo... Io sono per esempio profondamente bisognosa di conferme affettive nella mia vita, per cui forse Paolo questa cosa l'aveva intuita e quindi questo è il mio... È stato un percorso strano su questo lavoro, nel senso che di solito un attore non giudica il proprio personaggio, no? Perché altrimenti non lo fa. Invece per questo Cesare, inizialmente l'ho giudicato veramente tantissimo, ovviamente male. Però mi è servito, anzi proprio ho approfondito ogni tema che portava questo personaggio per cercare di recitarlo meglio, per cercare di farlo più detestabile possibile e penso sia servito. Perché è un personaggio complessissimo che a parte i suoi tatuaggi, a parte il suo corpo, il suo fisico, l'involucro, però anche il tipo di sessualità di questo personaggio, per esempio, le grandi dipendenze di questo personaggio, il ritmo compulsivo con cui parla, con cui c'ha sempre da fare, c'ha sempre qualcosa da chiamare, da organizzare, da fare, da gestire. Tutto questo horror vacui era fondamentale costruirlo. E come lo giudico? Adesso non lo giudico più, perché adesso questo film, come questo personaggio, è di chi lo guarderà e il giudizio lo darà il pubblico. Ci siamo preoccupati con Paolo, come sempre nei film di Paolo Virzì, di lasciare questo personaggio con un po' di tenerezza, per far sì che comunque in chiave di commedia, in una commedia di Paolo Virzì, ci fosse comunque la compassione verso, anche nei confronti dei movimenti, delle dinamiche più detestabili di questo personaggio, che ne ha tantissime naturalmente, però era giusto che anche a un personaggio così un filo di un po' di tenerezza ci faceva piacere lasciarlo. Paolo, invece mi ha colpito una cosa, il confronto con il primo film, lì c'era una polarizzazione politica fortissima, no? Perché c'era da una parte, a destra e a sinistra. Qui invece c'è una polverizzazione politica, nel senso che tutti vanno da tutte le parti. Guarda, la verità è che non è del tutto vero, perché nel vecchio film i Mazzalupi non sapevano di essere di destra. Non si sentivano profilati come tali, erano figli di una nuova stagione politica. Ruggero Mazzalupi dichiarava: io partiti li ho votati tutti. Non avevano come si dice, un'identità politica chiara, erano elettori di questa novità, che avevano votato Canale 5, insomma, avevano votato Italia 1, Mike Bongiorno, e Gerry Scotti, le Colpo Grosso. Dall'altra parte invece c'era una fortissima identità politica, che teneva insieme persone anche molto diverse tra di loro. Ecco, questa si è frantumata, più che frantumata, si è sbiadita, non è più rilevante.
quello che era il capotribù è diventato un malconcio, anche un po' preso in giro, canzonato, coccolato, accudito, ma anche irriso. E dall'altra parte quelli che avevano appunto, erano portatori di questa nuova gioiosa stagione di tette e karaoke, sono cambiati. È morto simbolicamente Silvio Berlusconi in questo film, ed è iniziata una nuova stagione che non conosciamo ancora, ma che sentiamo che è una stagione che nasce dalla negazione di quello che è avvenuto, è una stagione che nasce dal non sapere cos'è avvenuto e che quindi non è un caso che ci guardiamo intorno e vediamo rinascere i nazionalismi, le guerre, le cose. Sarà che ci siamo dimenticati che ci sono già state? Probabilmente sì. Per chiudere brevemente, per tutti e tre, è un film pessimista o ottimista secondo voi Un altro Ferragosto? Io? Tutte e tre. Io credo che una cosa non escluda l'altra, ma non per il discorso di Gramsci, Esatto. ma perché le cose sono sempre ambivalenti, perché non esiste il bianco senza il nero, perché non esiste, è un film sulla morte ma sulla vita, è un film sulla perdita della memoria, però allo stesso tempo c'è un bambino di 10 anni che sa già tutto di quello che è successo e che probabilmente lui ha futuro davanti, e quindi si porta dietro questa doppia. Io direi che è un film dove, se cioè Ferie d'agosto era una commedia con dei momenti dolenti e altri amarissimi, Un altro Ferragosto è una commedia con dei momenti lirici e dei momenti tragici, e dove il sentimento passa dal divertimento alla rabbia, allo sconforto. Per voi? Ma io diciamo mi unisco a questo pensiero appunto di pessimismo e ottimismo, pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà, ma soprattutto probabilmente di ricostruzione, come se in questo diciamo film ci fosse un po' la volontà anche consapevole di distruggere tutto quello che c'è stato, probabilmente nella speranza di rifondare qualcosa di nuovo che diciamo travalichi anche i confini di quelle che sono sempre state le strutture classiche, quali ad esempio la famiglia tradizionale, no? E quindi cercare di... Siamo in un momento un po' di ibrido storico che probabilmente porterà nel futuro, nelle nuovissime generazioni che di fatto ci danno tanta speranza, realmente lo dico, alla fondazione di qualcosa di nuovo proprio nei valori e forse anche nella ricondivisione di qualcosa. Io credo che, cioè perlomeno mi auguro che lo spettatore oscilli tra queste due cose, semplicemente perché credo che una delle meraviglie di questo film sia la complessità, che è un concetto che sta andando perduto, nel senso che si fanno queste divisioni appunto bianco con nero, dimenticando le sfumature infinite che ci sono in mezzo alle cose e a qualsiasi tipo di definizione. E comunque nel film c'è un ragazzino che è depositario della memoria, di tutto quello che sta cercando di tralasciarli, di tramandarli il personaggio di Silvio Orlando, che è un appassionato reale, sembra questo ragazzino, di quella storia lì, che ne vuole sapere sempre di più, che la vuole conoscere sempre di più, e l'ottimismo sta negli occhi di quel ragazzino lì, secondo me. Che potrà essere l'inizio di tutto. Grazie mille. Grazie a te, Andrea. Grazie. Come è venuto? Se lo vuoi, No, insomma. vabbè. Ma com'è? Meraviglioso. Sì.